Con la guerra e la devastazione che non accennano ad arrestarsi in Ucraina, il freddo che avanza aggiunge ancora più difficoltà a una situazione già drammatica. In molte città, a causa del conflitto in corso, infatti, manca la corrente elettrica e questo impedisce a milioni di persone di accedere ad acqua calda e di riscaldare gli ambienti. Ecco quindi che l'amministrazione comunale di Jesolo e i vertici delle principali associazioni di categoria del territorio, con Rotary e Lions Club, hanno inviato un dono destinato alle popolazioni ucraine, 44 generatori a benzina carrellati e 132 confezioni di oliomotore, indispensabile per il loro funzionamento. Ci hanno richiesto generatori per Kiev e noi abbiamo risposto con sollecitudine, dimostrando sempre un'attenzione particolare a quello che è il sociale, e questo per noi è sicuramente un dono importante che dimostra tutta la nostra solidarietà al suo popolo. Con la solidarietà dei nostri propri amici esolani penso sia un bel gesto questo, sia di pace, sia di apertura mondiale, sia di condivisione proprio per un sentimento di umanità che è veramente grande per le persone che soffrono. Abbiamo colto l'occasione per fare nel nostro piccolo la nostra parte e donare appunto questi generatori a delle comunità che in questo momento stanno soffrendo particolarmente. Il carico è stato affidato questo pomeriggio a un'azienda polacca che con un altro gesto di solidarietà si occuperà della consegna alla diocesi di Kiev. Un dono prezioso, visto anche che i generatori sono diventati quasi introvabili sul mercato, ma serviranno a creare punti di riscaldamento o alimentare gli edifici dove sono ospitati i bambini e le abitazioni delle famiglie più numerose. Noi avremmo voluto fare anche qualcosa in più, ma ormai non si trovano più assolutamente nessun tipo di generatore, abbiamo avuto difficoltà a trovare questi. Abbiamo preso tutti quelli che abbiamo trovato. Al momento del carico ha partecipato anche il vescovo ausiliario di Kiev in via telefonica, rivolgendo il proprio ringraziamento alla città in attesa di raggiungerla il prossimo 7 dicembre per l'inaugurazione del Send Nativity, quest'anno dedicato proprio alla pace. Una parte del raccolto della beneficenza appunto del Send Nativity verrà tra l'altro donato proprio alle popolazioni di Kiev e dell'Ucraina, un altro piccolo gesto, ripeto, in un momento così difficile.